Camera di Commercio di Agrigento e Palazzo dei Giganti, le due istituzioni entrano in rotta di collisione. Uno scontro duro, quasi frontale. Ad aprire il fronte Vittorio Messina, qualche giorno fa l'offensiva del presidente dell'ente camerale. Per sottolineare l'immobilismo dell'amministrazione attiva aveva tonato: ma la città di Agrigento ha un governo locale? Come dire, dov'è il sindaco? Dov'è la giunta a fronte di tante emergenze? Assenti, secondo Vittorio Messina, dichiarazioni pesanti che non sono passate inosservate. Oggi arriva puntuale la replica del gruppo consiliare di Aula Sollano dell'UDC, partito di cui Marco Zambuto è vice segretario regionale per la Sicilia occidentale, una sorta quasi di difesa d'ufficio. I consiglieri Ennio Saeva, Nino Amato, Gerlando Galante e Giuseppe Miccichè parlano di attacco improvvido, ingiustificato contro il comune e la sua amministrazione. È un attacco, osservano ancora gli esponenti dello scudo crociato, privo di logica e di motivazione, e aggiungono: la presa di posizione di Messina, che si è distinto per una gestione opaca e impalpabile della Camera di Commercio, può significare soltanto due cose, sottolineano: o che Messina, per giustificare la sua scarsa operatività, vuole cercare un'attenzione mediatica sulla sua persona, o peggio, dismessi i panni del suo ruolo istituzionale, si accinge a rendere noto il suo impegno politico attivo e diretto al servizio del Popolo della Libertà, del partito di Berlusconi. Sia nell'uno che nell'altro caso, concludono Saeva, Amato, Galante e Miccichè, l'UDC di Agrigento chiede al presidente della Camera di Commercio di chiarire la sua posizione.